essere. Pedemontana Veneta, a fine mese il ministro dell'Interno Salvini a Venezia per firmare con Zaia il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose. Dopo le frenate del Movimento 5 Stelle sull'opera, una presenza di peso che dà un'accelerata. Dopo il disastro di Genova, ricognizione di ponti e infrastrutture stradali, la chiede entro il 1° settembre il Ministero. Alle province ha previsto create una squadra ad hoc per i controlli. Distrazione fatale, precipitato per 100 metri dal Monte Civetta Ian Edward Atkins, 60enne inglese che abitava ad Alleghe, esperto di montagna, aveva anche scalato l'Everest. È Cristian Salmaso di Santa Maria di Sale, il giovane centauro morto ieri sera in sella alla sua moto a Istrana, forse appagliato dal sole, non si è accorto di un furgoncino in procinto di svoltare. Evasione fiscale, prima condanna definitiva per l'ex patron della NES Luigi Compiano, con lo Stato che per coprire l'ammanco ha confiscato un vero e proprio tesoretto. A discutere la denuncia di un ragazzo italiano residente nel Trevigiano di origine africana e più volte rifiutato da 2 discoteche. Il racconto, mi dicevano, gli stranieri non entrano. Sport basket, l'Umana Reyer pronta a ripartire per una nuova stagione da protagonista. Ieri la squadra presentata al Taliercio. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano. Torniamo a parlare della Pedemontana Veneta con l'arrivo previsto a fine mese a Venezia del Ministro dell'Interno Matteo Salvini per firmare con il Governatore Luca Zaia il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose, una presenza importante di peso anche politica, perché dopo le frenate, come sappiamo, della parte pentastellata del governo sull'opera, questa presenza, questa firma potrebbe dare una ulteriore accelerata all'opera. L'occasione è una firma, c'è da rinnovare il protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri della Pedemontana Veneta. E per questo serve il Ministro dell'Interno. Lo fece per la prima volta l'allora titolare del Viminale, Roberto Maroni. Lo rifarà il suo attuale predecessore, Matteo Salvini, ma questa volta la presenza del governo a Venezia, Palazzo Balbi, il 30 agosto prossimo, si carica di nuovi significati. Perché se l'esecutivo giallo-verde nella sua parte pentastellata aveva tirato il freno a mano sull'opera, vedi le parole del ministro Toninelli, la firma di Salvini sembra invece un'accelerata e non di poco conto, una carta politica di peso. D'altronde lo stesso Zaia, anche nelle sue ultime uscite, aveva lanciato un messaggio chiaro a Toninelli e le sue dichiarazioni sui controlli da fare per le grandi opere. Sappiamo solo che la Pedemontana, in base alle carte firmate, ci deve essere consegnata, finita, ultimata, in fine 2020. Abbiamo fatto squadra coinvolgendo l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, addirittura abbiamo nominato come commissario della Pedemontana il vice avvocato generale dello Stato, che è l'avvocato Marco Corsini. Noi, insomma, se qualcuno vuole vedere carte, noi ne abbiamo quintali di carte. I fatti di Genova inoltre impongono la massima sicurezza per il futuro. Così, dai vertici regionali che si occupano del progetto, è arrivato un ulteriore giro di vite su quali saranno i meccanismi di controllo e manutenzione della futura Pedemontana e dei suoi 95 km, di cui 50 in trincea, 27 sul piano rilevato, 7 in gallerie naturali e 9 in gallerie artificiali. Intanto, a proposito della tragedia e del disastro di Genova, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture impone, chiede alle province, quindi anche alle province del Veneto, una ricognizione puntuali di ponti e infrastrutture stradali. Entro il 1° settembre deve essere presentato una sorta di dossier al Ministero. A Treviso si è già creata una squadra ad hoc per questo. Sicurezza stradale. Dopo la tragedia di Genova, il Ministero delle Infrastrutture chiede i dati aggiornati relativamente alle principali criticità sulla viabilità di competenza delle province. Una ricognizione che andrà consegnata a stretto giro entro il 1° settembre. Il presidente dell'ente di Sant'Artemio, Stefano Marcona, ha costituito un apposito gruppo di lavoro. La situazione in parte è già nota alla provincia di Treviso, faremo una ricognizione un po' più approfondita in modo tale da far avere al Ministero tutti i dati di cui fa bisogno. Un quadro generale è dunque già noto. Lo stato dell'arte della viabilità della provincia di Treviso non è particolarmente critico, ma va da sé che se non si fa manutenzione ordinaria, e risorse non ce ne sono, andremo verso fabbisogni di emergenza e quindi critici. Noi abbiamo alcune situazioni tipo il ponte di Vidor
che sono attenzionati, sul quale insomma il problema noto da tempo, qualche progettualità c'è. Abbiamo già avuto incontri anche col sindaco, col sindaco e con i rappresentanti regionali, sarà una delle priorità che noi segnaleremo al Ministero. Sant'Artemio che ha raccolto anche i dati sulle autorizzazioni rilasciate ai trasporti eccezionali lungo le strade provinciali, ben 1273 nel primo semestre del 2018. L'intenzione è quella di potenziare l'ufficio preposto ai controlli dei permessi. Infine il nodo risorse. Se ci lasciassero le risorse che pagano i cittadini per l'utilizzo delle strade, ricordo che le maggiori entrate derivano da un'aliquota dell'assicurazione e dalla tassa di trascrizione di passaggi di proprietà, quindi da chi utilizza la viabilità provinciale. Se ci lasciassero le nostre risorse noi saremmo in grado di manutentare, fare nuove opere e lasciare in sicurezza tutta la viabilità della Marca trevigiana. Inquietudini e dubbi sulle opere, sui ponti, sulle infrastrutture stradali sono un po' all'ordine del giorno da quel 14 agosto, dal crollo di Genova anche in tutto il Veneto. A Padova, ad esempio, Federcontribuenti ha segnalato alla Procura la condizione del ponte scaricatore al Bassanello, dove tra l'altro passa il tram. È un anziano signore che lavora a pieno ritmo tutti i giorni il ponte scaricatore sul Bassanello. Costruito poco dopo la Prima Guerra Mondiale, ogni giorno sopporta il passaggio del normale traffico cittadino, oltre a reggere una doppia linea del tram. Preoccupati per la sua condizione i soci di Federcontribuenti. Questo e tutte le altre opere fatte oltre i 30-50 anni. Prendiamo questo, ma non come esempio, questo ha dei problemi. È nato per un ponte automobili e poi è diventato un ponte doppia linea di tram. 40 tonnellate a convoglio, sostiene l'associazione, che raddoppia e accade spesso quando due convogli si incrociano. Una sollecitazione continua che richiede attente verifiche dopo quanto è accaduto a Genova. Per questo è stata presentata una segnalazione alla Procura. Abbiamo fatto una segnalazione dettagliata soprattutto perché comunque questo ponte trasporta molte persone tutti i giorni. Ricordatevi che il bus che ci sta passando adesso alle spalle passa circa 500 volte al giorno d'andata e di ritorno. I politici e il governo sono degli esecutori, sono gli amministratori di una cosa comune che è nostra, che noi dobbiamo assolutamente monitorare affinché poi loro prendano i provvedimenti necessari. Cittadini, controllate l'invito, intanto si resta in attesa di un intervento. Ci aspettiamo che il Comune e la Regione prenda i provvedimenti, ovvero sia faccia un monitoraggio di tutte quelle che sono le strutture. Se nei giorni scorsi sono già iniziate, vogliamo che continuino non solo nel territorio cittadino. Padova è una città d'acque per cui è piena di ponti. La cronaca non è bastato avere nel suo importante curriculum di escursionista e di alpinista l'aver scalato addirittura l'Everest, è bastata una distrazione, la perdita dell'equilibrio ed si è consumata la tragedia per Ian Edward Atkins, 60 anni, del Regno Unito. Come dicevamo, un esperto scalatore, aveva anche nella sua storia un'attività da stuntman e, come dicevamo, aveva scalato anche l'Everest, aveva casa ad Alleghe e ieri appunto è morto precipitando dal civetta. Ha perso l'equilibrio, è caduto, finito sul ghiaione un centinaio di metri più in basso da dove si trovava. Purtroppo inutile l'intervento del personale medico sbarcato dall'elicottero di Bolzano, hanno potuto soltanto constatare la morte dell'uomo. La salma è stata recuperata e poi trasportata al campo di Forno di Zoldo, dove attendevano il personale del soccorso alpino della Val di Zoldo. Un'altra tragedia, quella avvenuta invece ieri sera a Istrana, forse abbagliato dal sole il Centauro che non vede il furgone impegnato in una svolta nella strada e lo centra in pieno. Muore un ragazzo di Santa Maria di Sala. Stava percorrendo via del Muttona a Ospedaletto di Strana quando ad un tratto, forse abbagliato dal sole, non si è accorto di un furgoncino fermo in mezzo alla strada che stava per svoltare a sinistra. L'impatto è stato violentissimo, il Centauro a bordo di un'onda è volato per una ventina di metri finendo sull'asfalto. La vittima è un 26enne veneziano, si tratta di Cristian Salmaso, residente a Santa Maria di Sala. Ad assistere al terribile incidente alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma per il giovane non
non c'è stato nulla da fare. A terra la moto, i segni dell'ennesima tragedia della strada. La due ruote stava procedendo verso Istrana intorno alle 18:30 in un tratto considerato da sempre pericoloso, a poche decine di metri più avanti il mezzo condotto da un 44enne della zona. Il motociclista, secondo una prima dinamica dei carabinieri, non avrebbe visto il furgoncino. L'impatto è stato inevitabile. E un 61enne invece originario del Vicentino ha rischiato addirittura il linciaggio a Rimini in spiaggia. È stato fermato e denunciato dalla polizia perché è stato accerchiato dai genitori di bambine fotografate, secondo l'accusa dei genitori, di nascosto mentre giravano in spiaggia, mentre giocavano in spiaggia. È successo appunto ieri a Rimini. I genitori insospettiti hanno osservato quest'uomo mentre pareva stesse telefonando col cellulare, in realtà stava fotografando le bambine. Hanno trovato la microcamera con all'interno 200 foto di bambine. L'uomo è stato denunciato dalla polizia e, come dicevamo, la polizia è intervenuta per evitare che si rischiasse il peggio quando i genitori hanno reagito per bloccarlo. A Padova una rapina a un distributore, ma la polizia scopre che era un colpo inventato. Sono bastate poche ore agli agenti della squadra mobile di Padova per capire che la rapina commessa in un distributore della zona industriale nella mattinata di lunedì era tutta un'invenzione. A denunciarlo un quarantenne che aveva detto di essere stato minacciato con un coltello da due persone arrivate in moto, il volto coperto dai caschi integrali. Un bottino ingente, l'incasso dei distributori automatici di almeno 4 giorni, circa 10.000 euro. Le indagini della polizia, una volta lanciato l'allarme, sono scattate subito. In poche ore il giallo si è risolto, l'uomo si era inventato tutto, recuperati i contanti, adesso potrebbe scattare la denuncia per simulazione di reato. Sempre a Padova la tragedia di un ragazzo trovato senza vita in zona stazione, l'ipotesi è quella di un'overdose fatale. Vicino al suo corpo senza vita gli agenti della polizia di Padova hanno ritrovato della droga, forse la temibile eroina gialla. C'erano anche un cucchiaio e una siringa vicino al giovane 22enne originario della provincia di Belluno, morto a 2 passi dalla stazione di Padova. A notarlo a mezzogiorno di un caldo lunedì di agosto un passante che ha chiamato il 118, tutto inutile. Il giovane non aveva più vita, ucciso forse da una sospetta overdose e da una sostanza che inizia a girare in città nota come eroina gialla. Era già conosciuto questo ragazzo, finito in un tunnel da cui è faticoso uscire. La sua giovane vita si è spezzata in una delle zone dello spaccio note e sotto controllo a Padova. Evasione fiscale, prima condanna definitiva per l'ex patron della NES, Luigi Compiano. Siamo a Treviso e lo Stato che per coprire l'ammanco ha confiscato un vero e proprio tesoretto. Beni per 17 milioni di euro confiscati a Luigi Compiano, condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per non aver versato l'IVA tra il 2011 e il 2012 e ritenute fiscali tra il 2012 e il 2013. La Cassazione ha confermato la colpevolezza dell'ex rappresentante legale della Nord-East Service, rigettando il ricorso presentato in ultimo grado di giudizio dal suo difensore, l'avvocato trevigiano Piero Barolo. Un'evasione fiscale da milioni di euro per coprire la quale lo Stato ha confiscato ben 17 milioni provento della vendita delle auto che facevano parte dell'impressionante collezione di Compiano. All'asta erano andate 434 vetture, 159 moto e 58 barche. A carico dell'ex patron della NES sono in corso altri 4 procedimenti legati al crack della società di sorveglianza privata. In quello principale l'ex imprenditore è pronto ad andare a giudizio per cercare di provare in aula la sua innocenza. Per gli altri 3 in cui è accusato di bancarotta fraudolenta ha scelto il rito abbreviato. E ora la vicenda che fa discutere, che abbiamo raccontato ieri, di un ragazzo, di un ventenne trevigiano, italiano ma di origini africane, che è stato rifiutato più di una volta da 2 discoteche. È nato in Italia, ma le sue origini sono dell'Africa occidentale. Vive da tantissimi anni nel Trevigiano. Ha 21 anni, una famiglia che gli vuole bene. Cordiale, sa quello che vuole, come tanti ragazzi della sua età, molti sogni nel cassetto. Ma quello che gli è accaduto più di una volta in 2 discoteche, uno nel Trevigiano e una nel litorale, lascia davvero l'amaro in bocca. Io e i miei amici volevamo andare in discoteca. Al controllo documenti, vabbè, ci sono i buttafuori e arrivo io. Praticamente sono rimasti lì, non so, un quarto d'ora a controllare i miei documenti.
e dopo un po' mi fanno: tu stasera non puoi entrare. Naturalmente la prima domanda che gli fai è perché, e gliel'ho chiesta. Loro la prima non si sono voltati dall'altra parte e non mi hanno risposto, non mi hanno dato risposta. La seconda è stata perché stasera gli stranieri non possono entrare. L'ultima volta è accaduto un paio di settimane fa, un caso potrebbe essere considerato un errore, ma ripetuto in più occasioni diventa un fatto grave di intolleranza, dice. Prima di arrivare io avevo notato la fila di extracomunitari, sì, in disparte, ma anche con amici italiani. Infatti quella sera là sono rimasti fuori anche loro, non sarei rimasto solo fuori io. Sono stato fortunato più che altro perché anche i miei amici hanno insistito a farmi entrare, altrimenti io sarei rimasto fuori. Marco, così lo chiameremo per evitare di renderlo identificabile, dato il suo timore di eventuali reazioni, è giovane e con la testa sulle spalle. Non vuole fare denunce, ma segnalare questa situazione che ovviamente lo mette a disagio anche nei confronti degli amici. La cosa più triste che mi viene è quella, perché usciamo una sera tutti insieme, magari non ci troviamo da mesi, usciamo in una discoteca e i miei amici, magari perché vogliono rimanere con me, gli tocca rimanere fuori perché io non posso entrare. La sua considerazione rispetto a quanto gli è accaduto è chiara. Siamo nel 2018, io dico vabbè, ok, tutto, c'è leggi qua, stranieri che arrivano con i barconi e così, poi adesso non voglio fare una roba in fascia di tutto, però se nella mia carta d'identità c'è scritto italiano, c'è scritto che sono nato in Italia, io dico, non so, forse una piccola garanzia potrei anche averla. Le parole della mamma sono piene di tristezza e amarezza. È molto difficile per il fatto che tuo figlio ti chiama e ti dice: mamma, non mi lasciano entrare perché sono straniero. Allora a un certo punto poi mi messaggia dopo un'ora e mezza che magari è riuscito a entrare per gli amici, e però una mamma resta seduta nel letto fino a che tuo figlio ti richiama e ti dice: mamma, adesso sto uscendo, vengo a casa. Poi termina. E abbiamo bisogno dei giovani, abbiamo bisogno di tutti, perché altrimenti questo mondo sta già fallendo. Le vostre segnalazioni dal veneziano al trevigiano su quello che non va le vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, torniamo a parlare di Lo dico all'antenna, la nostra rubrica per le vostre segnalazioni su ciò che non va. A Mestre siamo ritornati in via Torre Belfredo, ci avete richiamato perché l'attraversamento pedonale di quella via che avevamo già documentato è rimasto nelle stesse pessime condizioni di prima. Nonostante le numerose segnalazioni negli ultimi mesi, l'attraversamento pedonale di via Torre Belfredo a Mestre è sempre nelle stesse condizioni, con il rischio che prima o poi qualcuno si faccia davvero male. Abbiamo appunto evidenziato la problematica di questo passaggio pedonale, che è veramente molto pericoloso, perché come potete vedere ci sono questi avvallamenti che creano problemi a chi deambula appunto nel passaggio pedonale, considerando che qui a 2 passi c'è la chiesa, c'è la casa di riposo, perciò è un passaggio pedonale molto frequentato. Il pericolo più grande è che qualcuno, soprattutto gli anziani o chi passa con la bicicletta, possa farsi male. Io avevo anche avvertito la polizia municipale e avevo un attimo sollecitato il fatto perlomeno di segnalare questi avvallamenti, perlomeno chi transita in questo passaggio pedonale potesse accorgersi appunto di questi sfondamenti, anche perché come potete vedere i sanpietrini sono tinta su tinta, perciò uno non vede proprio l'avvallamento. Perlomeno segnalarlo magari o con delle transenne o con uno spray colorato, in maniera di evidenziare questi dossi, insomma, che sono pericolosi. Basta sentire un attimo quando attraverso un pullman e il fracasso che fa, perché proprio, eccolo qui, io l'altra sera ero passato appunto con degli amici e a una velocità di 30 all'ora circa e praticamente abbiamo toccato con il fondo della macchina l'asfalto. A detta di Rigamonti però l'amministrazione si è impegnata per intervenire al più presto.
Tutta Mestre è un cantiere a cielo aperto, poco distante da qui hanno già preparato la rotonda qui ai 4 cantoni, un'altra si sta realizzando qui al quartiere San Paolo. Comunque io ho avuto l'assicurazione dall'assessore Renato Boraso che al più presto verranno ripristinati questi sanpietrini, molto probabilmente verranno tolti e verrà fatta un'asfaltatura più sicura e più idonea per la zona. Insomma. Ancora segnalazioni da Mestre, ci spostiamo a Ponte di Piave con il fiume Sacro alla Patria ancora una volta caratterizzato in alcuni punti da degrado e rifiuti. Rifiuti, bottiglie, sacchetti, cartacce, c'è di tutto lungo il Greto del Piave. L'inciviltà di alcune persone continua a regnare nonostante gli appelli degli amministratori e dei vari comitati. Eppure passano i mesi ma la situazione continua a peggiorare. Le immagini parlano da sole. Fra l'altro, ad aggravare le condizioni del degrado anche le festività di Ferragosto. Il Piave è stato preso d'assalto da numerosi cittadini che hanno deciso di trascorrere qualche ora in compagnia con il tradizionale picnic proprio sul Greto del fiume Sacro. Ottima idea, se non che poi i rifiuti, invece di gettarli negli appositi contenitori, sono stati lasciati lì. La rabbia del presidente del Comitato Salvaguardia del Piave che ribadisce il degrado è assoluto. Un degrado assolutamente, ma questo qui è un degrado che sta andando avanti da mesi o da anni addirittura, no? Purtroppo questo degrado non è controllabile assolutamente perché i comuni di Ponte di Piave o i carabinieri o qualcuno, non è nessuno che è in grado di poterlo gestire. Nonostante ogni tanto venga organizzata la pulizia dei vari siti e strade, la situazione non sembra migliorare. Così il presidente del Comitato Salvaguardia del Piave ha lanciato una proposta. Gestire le guardie ecologiche volontarie che già esistono in Italia. Questa è una legge famosa, legge Bassanini del 1997, che diceva si possono gestire queste persone, gestirle con guardie volontarie ecologiche. Gruppi sono organizzati ed addestrati che sorvegliano il Greto del Piave e le zone dove abitualmente vengono abbandonati i rifiuti per pizzicare gli ecovandali. Intanto scene come queste proprio sul fiume Sacro alla Patria non fa onore a chi ha abbandonato l'immondizia. Lo dico all'antenna dunque per segnalare i vostri problemi, ricordiamo allora i riferimenti per segnalarci le problematiche, redazione @antena3.it per scrivere una mail. 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria telefonica, 351 175 5340 per sms o anche WhatsApp per lasciare delle foto, dei video che testimonino il degrado, la problematica che volete portare alla luce. Adesso torniamo a parlare di leva obbligatoria con il pressing ormai da tempo anche degli alpini al governo per il ritorno alla leva obbligatoria. A parlare adesso è anche il presidente nazionale delle Pene Nere. Erano tempi non sospetti, quasi ad ogni presentazione della Dunata Nazionale Alpina il tema tornava alla ribalta, una leva obbligatoria per i giovani. E stavolta a dare eco alla voce delle Penne Nere è arrivato un tweet di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto il suo favore a una nuova naia, certo, ma il tweet oggi arriva dal ministro Salvini. All'articolo 52 prevede ancora il servizio obbligatorio a difesa della patria. Noi chiediamo che questo articolo, come tutti gli altri, venga applicato fino in fondo. Per gli alpini tutto inizia da questo. In caserma, in ufficio, in un bosco, nella protezione civile, imbracciando un rastrello invece di un fucile, poco importa. Di certo però lontani dalla famiglia, sconnessi dal web, costretti a stare insieme. Una mini naia, parola d'alpino, pare essere necessaria. Significherebbe tornare a capire qualcosa di importante, soprattutto avere il concetto della identità che oggi manca. Da troppi anni, per esempio, non si fa neanche più educazione civica nelle scuole. Va capito, continua il presidente nazionale ANA, che oltre ai diritti esistono i doveri. Naturalmente la politica li interpellasse, avrebbero delle ipotesi di naia. Il buon esempio è quello che fa la sezione Montegrappa nella 6 giorni con i giovani, è quello di condividere insieme. Stare insieme vuol dire guardare in faccia chi ti è vicino, guardarlo sugli occhi, qualche volta anche discutere, però saper condividere insieme. Non lo sport, il basket con la Reyer che si ritrova per dare il via alla nuova stagione. L'obiettivo ovviamente è quello di riprendersi lo scudetto sfilato l'anno scorso da Milano. È una squadra che riparte da un gruppo consolidato, sia lo staff tecnico che
la squadra stessa, che 8 elementi sono rimasti, più un ritorno graditissimo quello di Julian Stone, quindi una squadra che riparte con delle basi solide. Siamo molto felici di poter ripartire con questo gruppo, perché ha dimostrato sia in campo che fuori dal campo di essere un gruppo solido, quadrato, che ha a cuore i colori oro-granata. L'Umana Reyer è pronta a ripartire per giocare una nuova stagione da protagonista, visti anche gli ottimi risultati raggiunti nella precedente. La squadra è stata presentata al Palasport Liercio. Abbiamo cercato di aggiungere giocatori che fossero funzionali a quella che è l'idea di una squadra duttile, di una squadra camaleontica, e anche il ritorno di giocatori è un ritorno che si immette in una squadra che comunque avrà fisionomia diversa, che comunque avrà caratteristiche diverse, però con un tasso di esperienza abbastanza alto. Siamo convinti che le qualità del gruppo siano importanti, le qualità tecniche, ma così sono molto importanti le qualità umane, quindi anche lo staff tecnico capitanato da Walter e la squadra con 8 elementi riconfermati da questo senso di solidità e di continuità. Tra le new entry Valerio Mazzola e Marco Giuri. Una stagione sicuramente di alto livello, sia a livello fisico sia a livello mentale. Sarà nostro compito poi rimanerci sugli alti livelli e cercare di vincere quante più partite possibili. Il trend che ha avuto Venezia in questi anni è un trend a livelli altissimi, per cui fare parte di questa società è una cosa ambiziosa anche per me. In chiusura la bellezza con la 19enne di Grantorto, la 19enne dunque padovana, Diletta Sperotto, che è stata eletta Miss Veneto ieri sera, diplomata in relazioni internazionali per il marketing, ha dichiarato di aver deciso di partecipare a Miss Italia in quanto è un sogno che ha fin da bambina e lo ritiene un ottimo trampolino di lancio per poter lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Il quadro delle prefinaliste nazionali provenienti dal Veneto per Miss Italia si completerà sabato 25 agosto in piazza Ferretto a Mestre, ma ecco, al momento la squadra delle ragazze venete che parteciperanno alle prefinali di Miss Italia il 3 settembre è così composta: oltre alla Diletta Sperotto che vediamo in queste immagini, Miss Veneto, c'è anche Jessica Valerio di Marostica, Giulia Zancato di Fossò, Selene Rossi di Roncaglia di Ponte San Nicolò nel Padovano, Chanel Michelin di Oderzo, Veronica Abbove di Conegliano, Federica Driusso di Martellago, Anna Preto Martini di San Bonifacio e Valentina Tognizioli di Pozza di San Giovanni Lupatoto. In bocca al lupo allora alle ragazze in vista del 3 settembre con le prefinali di Miss Italia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo su tutto il nostro territorio, ma con i soliti disturbi sui monti. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi, cielo sempre sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 30 e 35 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo, con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali soprattutto sui settori meridionali, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 29 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!